da Franco Marinotti, ottobre 1937, inizia l'opera per il riscatto della terra e la costruzione del primo stabilimento. E qui la Boranice, una ex torre di controllo, sembra. È tutto una cosa, un altro mondo, è qualcosa di affascinante. Sembra una fabbrica dismessa laggiù. Qua ci sono le piscine. E quella torre lì è molto singolare. Comunque questa è Tor Viscosa, ristoro che non so se sia un ristorante vecchio. E questo è il teatro, che ancora non so se sia un teatro che ormai non lo è più, infatti è di una nota società di distribuzione alimentare. Guardate che figata, questa via pedonale ciclabile è bellissima, la Tor Viscosa, e questa statua e sembra di essere non so dove. E qui la piscina. All'estate qui dovrebbe essere stupendo starci. Qui largo, no? Guardate, che singolarità, bello bello. Ah, siamo a Tor Viscosa. Io Tor Viscosa la adoro, mi piace come paese. L'ho visitato oggi per la prima volta a piedi e lo trovo affascinante. Vi invito anche voi a farci un giro qui. Tor Viscosa, Friuli, precisamente Friuli, provincia di Udine. Mi sono congelato il mento ora. Comunque vedrete un bellissimo parco, vedrete tutto pieno di verde e questi edifici un po' singolari dal solito. E comunque una buona tavola. San Giorgio di Nogaro. Bel municipio.